Da Napoli. Quando l'ha saputo dunque? L'ho saputo venerdì sera, E si è organizzata così in poco tempo? su due piedi, lasciando due bambini a casa e sono partita sabato, ho fatto il viaggio della speranza, 12 ore di autobus. 4 anni la piccola, 7 il più grande, un viaggio della speranza a causa sciopero per inseguire un sogno, quello di fare l'insegnante. È la storia che accomuna questo esercito, cui da domani è affidata la storia scolastica e in parte umana di migliaia di studenti, oltre 600.000 in tutto il Veneto. Paola, come Vincenzo, anche lui padre di 2 figli. La comunicazione è arrivata venerdì sera, lui arriva dalla Sicilia. Io ho famiglia, sì. 2 bambini anche io, piccoli, E dove sono? con la mamma giù. Dove dorme stanotte? Ho affittato un B&B e sto cercando casa, ma come diceva la collega è molto difficile e sono molto cari soprattutto. Sono cari gli affitti? Qua sì, devo essere sincera, sì, infatti noi stiamo trovando difficoltà a trovare casa. Sta cercando casa anche lei? Sì, sì, siamo in mezzo a una strada. Gli affitti sono abbastanza pesanti e poi, a parte l'affitto, viaggiamo quasi ogni fine settimana per tornare giù. L'esercito dei precari anche quest'anno occupa nella media il 30% delle cattedre del Veneto. I dati sono della CGIL. Nessuna scuola ha un organico completo né di docenti né di ATA, quindi anche quest'anno si inizierà con il tappamento buchi, perché alcune scuole hanno quasi l'organico completo, sì, ma ricordiamo che la maggior parte sono precari. Precariato che si estende anche ai dirigenti. A causa del ricorso presentato all'ultimo concorso, i nominati, e sono 23 solo nella Marca, potrebbero essere sostituiti già ad ottobre da altrettanti. Non solo per gli studenti la continuità didattica, ma anche per i docenti, perché iniziare ogni anno cambiando scuola, un anno era una da parte, non solo per i colleghi, ma anche per i ragazzi, perché abituarsi a nuovi ragazzi, anche il docente si affeziona e ovviamente deve creare un rapporto con tutta la struttura. Le GPS, graduatorie provinciali di supplenza, hanno assegnato le cattedre venerdì sera, così le reggenze. Anche per questi motivi domani la rete degli studenti medi ha organizzato proteste in tutto il Veneto. Gli studenti che vi aderiranno indosseranno un fazzoletto rosso. Lo slogan sarà, fanno sapere, per la scuola contro il governo, liberiamo il paese. Intanto in classe questi ragazzi troveranno anche docenti come Paola, Sara e Vincenzo, capaci di adattarsi ad un sistema, perché ancora nella scuola ci credono. È il mio desiderio, quello voglio fare nella vita e ci riuscirò. Ma ce la facciamo, vediamo il bicchiere mezzo pieno.